stasera sarò abbastanza breve rispetto ai due interventi che mi hanno preceduto, perché insomma le questioni le hanno già nocciolate, direi in maniera completa, sia Lucio sia adesso. Volevo tornare su un paio di aspetti che secondo me vanno a completare il quadro che è stato in parte delineato. E cioè il fatto che gli obiettivi fondamentali del piano sociosanitario, che dopo 16 anni è stato approvato in Veneto rispetto al precedente, erano sostanzialmente tre. Il primo obiettivo, quello di restituire equità al sistema, e i ragionamenti che faceva Leo adesso erano legati proprio a questo aspetto. Il fatto che si sia andati avanti per 15 anni senza una nuova programmazione organica che si adeguasse al nuovo bisogno di salute che in 15 anni, lo sapete meglio di me perché siete tanti operatori qua dentro, cambia anche in maniera repentina. In 15 anni cambia il modo di curare, cambiano le metodiche, le attrezzature, tutta una serie di aspetti, insomma, quindi andava assolutamente fatta questa pianificazione. Restituire equità perché il Veneto non è tutto uguale dal punto di vista geografico, dell'accessibilità ai distretti, alle strutture sanitarie, non è tutto uguale dal punto di vista anche del fabbisogno di salute. E quindi fare in modo che la riorganizzazione centrasse l'obiettivo di dare pari dignità e pari opportunità di accesso ai servizi a tutti i 4 milioni e 9 che sono gli abitanti più o meno del Veneto. Quindi la sfida non era da poco, perché in 15 anni le differenze tra un territorio e l'altro dal punto di vista delle opportunità c'erano, ci sono ancora. Quindi evitare che i fenomeni di attrazione di cui si parlava adesso diventassero destabilizzanti per il sistema era un impegno prioritario del nuovo piano. Non solo, ma negli anni si era diversificata la quantità di risorse assegnate ai vari territori. Alcune differenze giustificate, perché non è la stessa cosa fare sanità e erogare servizi in laguna piuttosto che in montagna, in Polesine oppure al centro di una città come Padova, altre meno giustificate perché appunto differenze sui fondi per la non autosufficienza che andavano da 100 euro ad abitante all'anno a 200 euro ad abitante all'anno nello stesso Veneto non sono giustificate e giustificabili. Quindi la sfida è ancora aperta. Era importante, secondo obiettivo del piano sociosanitario, garantire la continuità assistenziale, cioè fare in modo che la fase acuta della malattia fosse seguita poi nella fase meno acuta da una rete di servizi che prendesse in carico senza soluzione appunto di continuità la persona, fin tanto che non fosse in grado di tornare al proprio domicilio, magari con una breve anche assistenza domiciliare, però dopo insomma tornare alla normalità. E questo secondo aspetto della continuità assistenziale ci porta poi direttamente al terzo aspetto, al terzo obiettivo del piano, che era quello di spostare di più rispetto a quanto è avvenuto finora l'asse dell'assistenza dall'ospedale al territorio, costruendo un parametro che, do ragione a quanto veniva detto prima, e cioè il Veneto è stato un battistrada rispetto al piano nazionale, il parametro delle strutture intermedie che finora non c'era. Nelle 22 URSS del Veneto qualche esperienza positiva, virtuosa era già in atto, in particolare del Trevigiano, dove si era investito già da tempo in queste strutture intermedie, sapendo che la fase acuta dura il meno possibile, curata appunto negli ospedali adatti, la fase successiva poteva essere seguita in strutture con minore intensità assistenziale e quindi con minore utilizzo di risorse, cioè ottimizzare la risorsa. Il parametro è quello degli 1,2 posti letto per 1000 abitanti
che poi in corsa è stato ritoccato, ma in realtà inizialmente era 1,2 per tutti gli abitanti, il piano poi l'ha portato a 1,2 per 1000 abitanti sopra i 42 anni. In ogni caso, appunto, da questa novità del piano doveva discendere anche una migliore allocazione delle risorse e una riorganizzazione completa dei servizi territoriali. Quindi, accanto alle schede ospedaliere che già c'erano storicamente, il piano prevedeva le nuove, e questa appunto è la novità, schede territoriali, dove questi parametri dei posti letto delle strutture intermedie andavano puntualmente collocati per ogni territorio, per ogni azienda ULSS. È chiaro che il nuovo piano non poteva dall'oggi al domani creare questa nuova rete sul territorio. E qui è il punto debole del sistema, perché finora credo abbiamo parlato anche di obiettivi, di integrazioni e di implementazione per quanto riguarda questa azienda ULSS di alcuni servizi ospedalieri. Per quanto riguarda la rete territoriale è ancora in itinere il percorso. C'è stata una delibera di luglio di quest'anno che prevedeva che l'atto aziendale di ogni direttore generale entrasse nel merito appunto di questa programmazione dei territori e decidesse, scegliesse dove collocare i posti di strutture intermedie. Mi riferisco quindi agli ospedali di comunità a bassa intensità di cui parlavo prima, mi riferisco ai posti letto di hospice per malati terminali, mi riferisco alla programmazione dei cosiddetti posti letto per i nuclei Alzheimer, stati vegetativi, insomma, che sono di solito aggregati alle strutture extraospedaliere per non autosufficienti. Mi riferisco anche alla riorganizzazione della medicina di gruppo, altro filone portante dei servizi territoriali che, come sapete, aveva già visto in Veneto, in tante realtà comprese in questa ULSS, l'aggregazione dei mezzi di medicina generale tra di loro a livello comunale o insomma di realtà territoriale. Ecco, nella programmazione doveva essere implementata questa aggregazione con le aggregazioni funzionali territoriali o con la medicina di gruppo che poteva essere fisicamente nello stesso luogo oppure in rete, magari anche con dislocazione diversa degli studi medici. Questa novità di riorganizzazione è anche qui non completata. C'è stato un impegno della Giunta con risorse anche consistenti dal punto di vista economico per favorire le aggregazioni, per implementare la rete di collegamento tra i vari medici. C'è stato lo scoglio del contratto di servizio cosiddetto, che è scoppiato, diciamo così, durante gli ultimi mesi insomma, del 2013 e che è ancora aperto. Non so se Leonardo potrà darsi qualche ragguaglio, ma insomma è un tema ancora aperto, perché si è visto una contrapposizione, deve anche affrontare tra alcune parti della rappresentanza della categoria e credo che questo sia un punto. Dice che poi ormai aggiungo un'altra considerazione che è quella legata alla rete sociosanitaria di cui il Veneto tra l'altro è sempre stato un po' il precursore. Il modello Veneto si è caratterizzato per questo in Italia e anche in Europa. Dicevo, l'altro aspetto è quello dei servizi strettamente sociali, dove si va a completare il quadro con i servizi comunali. Questo è un po' l'altro obiettivo del piano. Ultimo obiettivo, ma non meno importante, perché poi alla fine è lì che si va a fare i conti, appunto, era la sostenibilità economica. Voi sapete che la parte del trasferimento del Fondo Sanitario Nazionale vale 3/4 del bilancio della Regione, più di 8 miliardi. C'è stato un momento lo scorso anno in cui, credo a partire dall'assessore, anche il presidente Padrini, che aveva insomma la commissione, la responsabilità di gestire un po' queste programmazioni, era un po' sulle spine, perché
i tagli, diciamo così, spending review e i vari governi che si sono susseguiti andavano a incidere profondamente anche sulla parte del fondo sanitario, essendo una parte consistente, più di 100 miliardi insomma, a livello nazionale del patrimonio, diciamo, del bilancio nazionale. Quindi fino all'anno scorso la previsione era che avevamo già toccato l'apice del finanziamento del Fondo Sanitario Nazionale, si cominciava a scendere, e quando si comincia a scendere, ognuno di voi lo sa, anche in casa propria, insomma, non è tanto simpatico. Quindi questo era un altro motivo in più che rendeva urgente avere il piano, e quello ce l'avevamo già approvato lo scorso anno, avere l'applicazione di quel piano con le schede ospedaliere e territoriali che andavano a riallocare in modo più intelligente e più utile, con gli obiettivi che dicevo prima, le risorse. Notizie più recenti rispetto alla preoccupazione dello scorso anno dicono che, entrando in vigore il criterio dei costi standard, in cui anche qui il Veneto è stato insomma, una delle regioni scelte come riferimento a livello nazionale, la ripartizione potrebbe vedere, dico potrebbe perché non ci sono ancora atti espliciti, ma insomma potrebbe vedere un recupero di risorsa a favore del Veneto e diciamo in diminuzione per altre regioni che sono state meno virtuose in questi anni. Quindi questo credo che sia un indubbio merito di come è stato affrontato il tema sul livello nazionale, richiedendo anche lì equità rispetto ai parametri. Ed essendo il Veneto insomma precursore con il proprio piano di questa nuova impostazione, a quanto pare insomma gli viene riconosciuto e speriamo che gli verrà riconosciuto anche nei prossimi anni. Quindi questo chiaro che non ci deve far sedere dicendo è tutto a posto, lasciamo tutto com'è, no, perché la sfida, ripeto, è quella di riorganizzare in termini di equità il sistema. Ecco, questo credo come integrazione su alcuni aspetti del quadro che è stato delineato prima. È importante che in questo territorio, per quanto riguarda la programmazione territoriale, quei 45 posti che discendono dal parametro dell'1,2 delle strutture intermedie, di cui parte sono già istituiti la comunità terapeutica protetta, appunto la CTRP di 14 posti, restano circa una trentina di posti da dislocare, 12 sarebbero già previsti per Cavazzere come struttura intermedia. Lì c'è già una buona realtà, insomma, anche con la sperimentazione pubblico-privato che funziona, l'aggregazione dei medici che si è insediata lo scorso anno, anche lì dimostra un buon livello, diciamo, di efficacia. Qui su Chioggia è ancora aperto un tema, che l'aveva accennato Lucio all'inizio, è importante arrivare a chiarirlo. Ecco. Avevo citato prima quella delibera dell'atto aziendale, poi non avevo chiuso il discorso, lo chiudo adesso e poi evitare, ce lasciamo spazio alle domande. Ecco. Quella delibera di luglio, come Commissione, il Presidente, insomma, su indicazione della Commissione, ha mandato una nota alla Giunta dicendo guardate che l'atto aziendale è bene che aspettiate prima che arrivino le schede. Secondo, che venga integrato con la parte dei servizi territoriali, facendo in modo che ci sia un passaggio in commissione per verificare, siccome siamo alla prima applicazione del nuovo piano, ci sia realmente un equilibrio di programmazione, per evitare discrezionalità, diciamo, dei singoli territori. Purtroppo questo non è ancora avvenuto, è arrivata la nuova delibera sostitutiva o modificativa, insomma, per quella di luglio, che non è previsto che passi in commissione. Questo è un altro tema che purtroppo sta a significare che non siamo tanto in sintonia non solo tra chi governa, la maggioranza e l'opposizione, ma anche all'interno della stessa maggioranza e soprattutto tra Consiglio e Giunta, perché è lì il problema. Quindi quella nota che aveva mandato il Presidente Parrini è rimasta purtroppo lettera. Io credo che sia giusto dirlo, perché intorno a questi aspetti non sono solo burocrazie, sono aspetti che garantiscono che la programmazione cammini per la strada giusta. Grazie.